Labourage, un préalable à toute agriculture, c'est une évidence. Mais labourage avec des méthodes ancestrales, labourage avec des bœufs de labour ou labourage avec des tracteurs et des diesels, c'est une question une fois de plus posée et une fois de plus non résolue. Per me è chiaro, mica per risolvere la questione, quale mai risolverà simili capadogli. Siamo andati in Corsoli, grazioso paesuccio, da comune di Gambia, nei Valle Rustia. Ci siamo andati per scontrare Giovanni Olivieri, un giovannuttone di 58 anni, anziano guardiano di Prigiò per bisogno, ma campagnolo corso per amore. Ello ha risolto il problema. I trattori ognuno non gli ruba, invece che io, e poi chi piaceva affilarli, non si insulcava. Ma nei nostri paesi corsi oggi, spenti e a chiose, la magliose, su piacere è difficile la cosa. In Corsoli, come in altro, mica tutto il mondo è d'accordo con gli altri. Giovanni Olivieri, che ne pensate voi del trattore? Il trattore penso che lui è meglio che quelli che li vendono nei magazzini. Perché? Perché questo qui poi non passa dappertutto, meglio che i trattori e che i motociclette anche. E poi allora, in secondo luogo, dà un commercio ai padroni degli animali. Il motociclette o trattore face in un'ora o in 2 ore, cioè che poi vado in una giornata. Ma ci sono vantaggi che vanno a così. E lo sforzo in uno, poi è più forte che l'altro. Ah, sforzi quando li viaggiano non ce n'è mica, viaggiano a Tiberelli. Sono giovani che non è manco una settimana che li lavorano e vedete che viaggiano già. Chi voi andate pigliate voi? E mira, qui l'ho pigliati sopra chi sonaccia sti anni passati, c'era 10 anni o 15. Ma come pigliate roba a mansa o...? No, piglio so che bene, piglio quando sono belli. E dopo? Dopo gli ungui metto un araccone, li ho mangiati, li ho anguliati, li faccio vedere in un stagnone perché li si ammesticheggino. Pensate comunque che nei nostri paesi si può ritornare come nei tempi a lavorare con consigli e voi? Non vi ride. Non rimane mica carica, è un rullamento di soldi che noi facciamo nel nostro paese. Allora parlano di mettere la realizzazione nelle montagne. È un solo mezzo, non è mica comprando i cosi, i trattori, i motociclette ai giapponesi o agli americani che noi dobbiamo venire a fare qualcosa nelle nostre montagne. E io la capisco così, laccio. Va, certo, va. Va, certo. Consigli, omere, coppie, perdite, non le trovate? Un consiglio l'ho fatta di per me, la coppia l'ho trovata, che l'hai a noi nostri antichi e a manuata. Un resto ho fatto tutto di per me, omera, poi non abbiamo fatto stazionare i corpi. Ma se la venissero a rompere a fare così, se la faccio il rituale? Io ho aperto che vedete che ce n'è una nuova, che ne ha una che si è tratta appena, ho messo una nuova, ho sempre un ricambio, in caso di qualcosa, ho sempre un ricambio, quello mi sia un'ora interruzione di travaglio, e basta. Quale voi avete sempre fatto, Mr. Peretti? Ho cominciato giovane, ho cominciato a 15 anni a lavorare. Va. Dai, è meglio ruminata così o anche un trattore, un motociclette? Per i nostri luoghi è meglio così.
Perché? I nostri terreni sono troppo stretti, quindi per il dottore. Per qua non si può mica togliere che il dottore per questi scudi. Tanto che compagno di voi, che sono fatti, si unisce per tutto. Come no? No, Gibiera quello che civia certe volte canta, quello che lavora. Sì, no, non lavoro perché molto un padrone si faceva una cantatela, ma è rara. Non c'è mica canti lavoro. Io non gli mantengo. Cincinnato, quello che è dato romano, dice che dopo aver dato il suo tempo all'armata, se ne era riportato nei suoi chiose e ha ripiato con ciglio in mano. Buono, non è mica sempre fatto quello. No. No. Da voi quando avete ricominciato? Di poi cosa la ritirata, ho principiato fino so. E un anno con la orma, ho principiato a comprare io anche, che erano salvati, che giuliamo mansalli. E vedete, piano piano, non ha già dirizzato nei pochi. E poi, ne abbiamo quinduto. Ti appena nostalgia o c'è volontà di fare qualcosa? C'è, questo paese c'è sempre bisogno di undici, sapete, quando mi lontano, che ho girato appena, sono stato a Marocco, sono stato in continente, era, come dice radio, erano le attribuzioni che non mi permettevano mica di quando ero lì, ed andando a Ulia, era funzionario. Ma poi non regretto mica, disse, per tutto, ma io non sono andato. E per fare qualcosa, per far bene che i giovani, parecchi, vorrebbero farla. Che si sono giovani, io sapete, abbiamo anche quanti anni che ho, ho 58 anni. Sei sempre un sidillo. Mi sono sempre un sidillo, ma qui a 2 anni ho 60 anni, facciano gli urti dentro. Oh! Vai, muso, vai! Vai, muso! Mi sto appunto parlando dei giovani. Ne ne poi a maestrarsi. Benerebbero, ma allora ci vorrebbe organizzarli tutto, ci vorrebbero gli appartamenti, ci vorrebbero le case. Non credo mica che Alla volta è anche venuto. Ah, ce n'è uno che voleva bene, ma che volete fare? I giovani, io so beccio. So beccio non sarebbe mica fatto per avere da fare con botte con quelli che hanno 25 anni. Dite la Franca, poi avere ripete dopo i giovani per queste seguine e lavorare anche io. E perché no? Intorno ai paesi, intorno anche al Corsoli, chiose e chiuselle, ma hanno l'aria piuttosto brutta. E ne poi qui sono tutte pulite. Siete pulite di per voi? No, no, mi sono indirizzato a un mero io paese, al Consiglio Generale. E là gli ho mandato se lo girano da fare, come sapeva, come mi interessa appena tutto, della campagna, come vivo qui, l'inverno e l'estate, sempre. E il Consiglio Generale mi ha fatto mandare un'equipe di saper forestieri e hanno pulito. Francamente, torna più conto a lavorare chiose e chiuselle di paesani o a dirizzare voi? I giuselli dei paesani tornano conto di lavorare perché non è poche di pecore, allora ci basciano, capite? Ma un punito mica che lo sanno non si gioca. Ponguena e urto, avverrà. Ma questa qui per esempio, questa resa che abbiamo visto qui. Beh, questa qui a settembre, 15 settembre, a Sumenga a Bena, per avveragine per e mo c'è una buona che c'è una buona. Ma non da, ce la rompe per tombare cattivarbe. Allora dunque, lavorare o a dirizzare? È uie, non ci si perde nulla manca a dirizzare. Avete una ritirata? Sì, una ritirata, di guardiani in picciò. No, mi scuso, sorveglianze in picciò. Mica perché me ne sono andato. Poi compriamo questo, ma se poi si dà io qui non cancavo vostro lavoro anche voi, ci vorrebbe campare senza la ritirata. Ce n'è parecchi che ci campano, sicura sì. Ci vuole travagliare, ci vuole coraggio di travagliare. Io voi solo? Voi solo, vi rite, io non c'è mica solo di voi. Bon, la che mi ha ritirata a parte,
li va lasciate. Che mi ha ritirato da Berta, ma alla fine ci dava altre cose, ci dava le sorte, ci dava un po' di shock, ma qua siamo un po' avere i milioni, si contentiamo io. Vedete mica che quando era all'amministrazione, che ha avuto sempre sulla volontà, Antonio Ulia, che in già certe volte 25 euro un mese, che lui gli raccontava la moneta. Monsieur Salvarelli si dà giorno, a tutti i sensi, un giorno mere di Gambia. Che ne pensate di questa esperienza d'Olivieri? Lui è appena un affare di nostalgia, di ritornare appena nel suo paese. Ha detto che no. Ma se domani se non è a vivere che con qui, questo è che il problema è così differente. Allora come si può rivivere? Perché quante parte, conosci io già sto lavoro, ma per tutto, perché era difficile a vivere. E non ci sarebbe nulla da fare qui? Io c'è assai a fare, assai. Allora, Ma ci vuole evoluare, mica vedo male un problema con voi, domani per poi campare, giovane famiglie. Se domani un problema è che ci riaperte e raggruppare prima tutte le terre. E a parte Agostino si può fare qualcosa, ma prima ci vuole raggruppare. Allora voi che cominciate a piare a fare la comune a mano, che contate vanno a questi? Se è possibile si faria volentieri. Che siamo? Se non c'è mica gruppamenti di edare dopo che i giovani ognuno unghie e insieme. Tra proprietari e pastori, no? Proprietari, pastori, pure che i pastori si gruppino, perché se c'è un cascamalato stasera, o voi, domani con che ha da vivere. C'è questo il problema. Allora se lo fossero 3, 4, 5 pastori che potessero vivere, che siano edare per poi pace, tanto sono d'accordo anche io, ci vogliamo sorte.